Ok, allora, 12 giugno, buonasera a tutti da Moira e Salvatore. Adesso ci facciamo vedere di nuovo. Qua. Allora, salve, io sono Moira Ipu, lui è Salvatore, vieni un po' in qua perché vedi che c'è lo schermo, ok? Allora ragazzi, qui è del mio paese, non vi possiamo dire però dov'è la location, è nel Veneto, è una scuola dove io sono già stata 3 volte, ho già acceso la Spirit Box. Oggi è il 12 luglio 2024, ore 20:47. Da adesso facciamo fare indagine circa 2 orette qua dentro. E per lui è la prima volta che viene in questa location, però è già stato in altre due con me. Un'indagine stamattina privata e un'altra location dove erano state vicino a un manicomio, ex manicomio. Ok, direi che sta andando tutto, così vediamo anche l'orario, quanto stiamo, tutto quanto. Ragazze, partiamo anche di là con la live, va bene? Apro live che preparo il tutto. Allora, vediamo un po', prepariamo la location anche di lì, qua. Teniamo le orecchie molto aperte che sentiamo. Aspetta un attimo, prima è meglio che vado nel mio profilo a far tutto. Dimmi, anime, cosa volete dirci? E poi non può. Ecco qui. Oh, sì. Allora, dobbiamo pulire questo spazio. Italiana, Adesso io farò una cosa che devo, per forza così dopo vedo cosa succede. Allora, questo lo trasportiamo fuori in modo che... Vabbè, non lo vuole fare adesso, però lo facciamo fare dopo. Perché vedi, non me lo fa. Eccolo. Dopo il filetto. Dove dobbiamo venire, anime? che si... Questo lo ascoltiamo in modo che sappiamo dopo quanto loro hanno. Vedi che si è azzerato e siamo a posto. Lo vediamo. Vediamo su. No, su non veniamo oggi, anime. Mi dispiace, oggi non veniamo su. Ok, vieni qua, anche per loro adesso ci vedranno da di qua. Allora, live. Giriamo solo la telecamera già dietro, così loro sono già, ci mettiamo lì davanti dopo. Buonasera a tutti, va bene? Arrivo, anime, arrivo. So che Chiedo a lei, ecco. volete comunicare, ma datemi un attimo. Questa una può stare. Ci sei? Bene. Vuoi comunicare di nuovo con noi? Anche un terzo. Bello. Siamo già pronti, eh? Adesso andiamo in live. Ok. Dopo ti spiegherò meglio, così impari che tu usarla se devi fare qualche Rubix qualcosa. Comunque, dopo ti spiego. Sono fuori qui.
A posto. I mobili buttati giù, hai visto? Mobili buttati così, tanto al chilo. TV vecchie. Ma chissà da dove vengono quei passetti. E sì, li abbiamo sentiti da di là. Ragazzi, abbiamo sentito dei passettini già, però non sappiamo bene. Qui è un'altra entrata, vedi? Questa era un'entrata primaria. Questa qua. C'è qualcuno? Se c'è qualcuno vieni fuori. Ma no, ma allora è l'umidità. L'umidità. Hai visto Sì. che no? Falso allarme, bene. Andiamo, ci andiamo più tranquilli là, nella chiesa. Allora ragazzi, o la vuoi fare da là? Partiamo voi perché partiamo da là, poi veniamo qua nella chiesa al caldo perché Sì, dai, vabbè, facciamo qua. facciamo un'ora là. Anzi, lo farei qua proprio nel corridoio, cambierei totalmente. Vabbè, Che qui c'è fresco. sì, dai. Qui abbiamo anche la situazione sotto controllo, ok ragazzi? Sì, abbiamo l'ingresso. Oggi la proviamo a fare qua, anzi qua, perché così vediamo se arriva qualcuno. Giusto? Sì. Buttiamo via i vetri questi qua in modo che dopo non ci troviamo. Dobbiamo entrare da di là, non andiamo a passare direttamente dietro. Vabbè, ma non so, mettiamo in casa. È tutto un po' bene. Ok, anche qua guarda, perché se noi dopo possiamo, vediamo sentire dei rumori, pensiamo noi un casino. Boh, a posto? Allora, va di là, lì. Noi abbiamo fatto un po' di pulizia qua intorno, ragazzi, perché non vorremmo trovarci casini. Allora, a me sembra che il secondo telefono, vediamo un po', vieni a vedere, prova a guardare. Non entrare mai da solo. C'è qualcuno? Certo che ragazzi, la chiesa della scuola fa impressione un po' di giorni, di sera, io ve lo dico. Benvenuti a tutti. Allora, adesso veniamo davanti, ci presentiamo, grazie la sub tesoro. Allora, buonasera a tutti quanti, ciao Maria Teresa. Sei tu, giusto quella di Nicola? Maria Teresa? Dimmi sì o no? Sei Maria Teresa di Nicola? Ah, ok, scusami. Allora, adesso vi spieghiamo. Intanto vi presento Salvatore, abita al mio paese. Eccolo qua. Ok, lui è del mio paese, praticamente è già venuto un'altra volta con me, ancora tempo indietro, vicino a un ex manicomio. Oggi è venuto qua di nuovo stasera e stamattina eravamo a fare indagini in una casa privata. Io Sì, è andata bene. noi due indagini oggi, però la prima non abbiamo potuto farvela vedere perché era una casa privata. Ecco, ciao Salvatore, ti stanno salutando tutti. Ciao. Ok, ragazzi siamo pronti perché guarda, 86% già. Vuol dire che iniziano a succhiare energia, 86-88%. Sì. A circa Anche questa scotta in 50 maniera brutale. e a circa 50 mettiamo la power. Quindi ragazzi mettiamo gli apparecchi qua in mezzo e così qua abbiamo tutto sotto controllo. È una posizione di strategia. Che se devono girare girano anche qua, ve lo posso garantire. Così è centrale. Vedi, dopo il video si vedrà così su YouTube invece che in piedi, quindi occupa leggermente più spazio, è meglio. Allora, mi raccomando, gli obiettivi.
ok? Per tutti, chi può. Allora, dobbiamo mettere qualcosina che sia in piedi questo. Io direi questo qua, come dice, io accendo la mia anche. Ma sai cosa comunque? Mettiamo questo qua. Mi vai a vedere dentro il monitor se si vede bene a terra gli apparecchi, per favore, così mettiamo gli apparecchi non occupati, non cadono. Vate bene. Allora, Si vede bene il K2? sì, dai. Si vede a terra che Sì, sì, illumina? sì, sì, Ok. sì. Adesso aspetta che mettiamo gli altri così mi dici come si vedono. Allora, io devo accendere anche la mia. Questo lo teniamo un attimo provvisorio, dopo vengo a... La boia, questa roba. Qui. Ok, altro quarto. Ti abbassiamo immediatamente. Un po'. Sì, si vede. Vede bene? Sì. E adesso manca questo, ma questo è relativo perché lo mettiamo sì, però questo suona quindi non è un problema. Allora, attiverei quello. Ok, Attiverei la termografia. sì. Così vediamo. Gli zaini lasciamo, possiamo metterli qua, Salvatore. Perché Questa è la là termografia. devi allontanare un po'. Ok. Quindi gliel'ho passata io, ragazzi, così è una cosa nuova. E buonasera a tutti quanti da parte di Moira e di Salvatore, che è un ragazzo che abita al mio paese. Siamo venuti fuori insieme in questa location. Allora, mi raccomando, tap tap, condivisioni e chi può ci sostiene, grazie. Perché se io entro un'ora e non vedo un po' di sostegno, chiudo la live e la faccio in WhatsApp, ok? Io ve lo dico perché è anche corretto, per i nostri confronti anche, insomma. Allora, Salvatore, la cassa la lascio qua, perché devo andare là senza cellulare per regolare l'RF. Sì. Così vediamo. Mettiamo qua questo. Però, allora, questa stava già andando, quindi possiamo alzarla. Ok. Ok, anime, siamo qui. Ho già chiesto il permesso, ragazzi, per tutti ve lo dico. Avevo già chiesto il permesso. Adesso vado là senza cellulari. L'unica scatoletta che ho in tasca è quella dei funghetti, ve lo dico, e la torcia. Ok. Justement, ce... Allora, proviamo a comunicare anche. Siamo qui tranquilli. C'è qualcuno che vuole comunicare con noi? Ouais, Martial. No, no, partiamo col parlare in italiano per cortesia. Vediamo se lo vedono bene, altrimenti si può. Così, cosa succede? Ah, non me lo lasciava. Volevo mettermelo un po' così, ragazzi, che così riuscite a vedere meglio un po' tutto. Cosa c'hai te? Parla. Lì, lo sto Lampada. Lampada ha detto. Lampada. Lampada di cosa? Io devo andare a tarare di nuovo l'RF, vedi? Allora, come faccio sempre io, vi mostro a quanta distanza sono gli apparecchi, ok? Da qui parte che sono attaccata a voi. 1, 2, 3, 4. 4 metri di distanza agli apparecchi. Viene qua. Allora, non farmi gli scherzi tutte le volte che mi abbassi quando stai fermo, quando mi avvicini troppo, quando li tocco vanno. La piccola lì. I piccoli, perché qui cosa c'è di piccolo? Lo fai andare un po', vediamo. Puoi fare andare un po' di più quell'apparecchio, ti voglio vedere? Ancora. Tanto me l'aspetto che sei qua intorno qualcuno di voi oppure c'è Scassavaie
Chi c'è qua? Sei tu Scassavaie? Tanto lo so che la chiesa è la tua. Ti piaceva? Qui, ha detto. Qui. Qui. 2 volte ha detto qui. Se devi fumare, Salvatore, bisogna mettersi in per far che loro non vedano o nel video il fumo, se no pensano che sia tutt'altro. Ecco qui. Ecco qui. Allora, cosa intendi ecco qui? Questo è quello che c'è là in fondo, vedete? Eccolo lì. Sei riuscito a farlo andare? Allora, Salvatore vi spiega una cosa, che questa l'ha studiata lui, sull'SLS di GhostTube. Ascoltate bene, quella che si vedono, Adesso vi faccio vedere. ok? Guardate bene. Allontano un po' il telefono così vedono che è un altro telefono. Ok, a volte spiega un po' la differenza del positivo. Allora, ci sarebbero dei falsi positivi quando vi individua un oggetto, come in questo momento, e oggetti vicini non ce n'è, quindi questo potrebbe essere una presenza. Ti piacciono gli apparecchi? Sei lì attaccato? In questo a quanto caso pare c'è. abbiamo visto una presenza, eccola qua, E non è anche piccolo. è proprio lì. Esatto, noi siamo passati noi. Prova a metterti verso di lì adesso guardare, così facciamo vedere anche loro fuori dal schermo. Come fuori? No, che sposti tu adesso, guardiamo lì. No, togliti proprio adesso quell'apparecchio e vai lì di lato e guarda se lo vedi ancora, da lì. Attento. Ma perché non attivi direttamente col coso? E perché non lo attivi da lì? Aspetta un attimo. Aggiorno. Questo è un mensile. No, grazie. Allora, ciao Angel. Allora, lui sta provando adesso con quell'altra, con la GhostTube, quella la SLS. SLS. Vuoi toccare gli apparecchi? Aspetta Vuoi che- toccarli un po' di più? Così ti si scarica 3 volte di più il cellulare. Non ho molta batteria, infatti. Tornaste? Eccolo qua, guarda. Avete qualcosa di È ritornato. Vediamo. Eccolo. Eccolo. Vedi che adesso non c'è? Se Quindi- io alzo la luce, viene. Quindi non è un falso positivo, ma è bensì un positivo. Aspetta, adesso. Vedi che non c'è adesso. Se io accendo la luce va, quindi non eccolo. Eccolo lì. Se ci fosse dovrebbe segnarlo anche senza luce. No, ci vuole la luce per individuare la No, sala. lui dovrebbe andare perché se rileva il buio. l'entità dovrebbe arrivare anche senza corrente, Ma io- senza luce. Prova verso di là. E la prova verso di qua. Scassa ovaie. Perché hai capito la campanellina, quella che dicevo stamattina quando c'è scassa ovaie? È quella lì. Ok. La campanellina che lui fa quando c'è. Scassa ovaie? Ti piace tanto a te sta chiesa, vero? Per la vostra gioia è tornato Scassa ovaie. Io ve lo dico perché si è già sentito. Ivan, io preferirei chiamarli entità. Positive o negative? Vedi? È uscito fuori ancora. Vedi? Senza luce, Di alluminio. In alluminio, c'era qualcosa in alluminio lì dentro che abbiamo visto a terra, mi sembrava. Dici qualcosa di più. Grazie Paola. Paola, domani mattina al caffè in live, eh? Mi raccomando. Alluminio. Allora ragazzuoli, qui c'è Scassovaia. Ciao Cati.
Qui c'è Scassovaie, perché ho già sentito il campanellino. E indovinate dov'è, essendo tornati alla chiesa? Scassovaie? Rispondi. Tanto ti ho già sgamato che sei qui. Perché ormai so che questo qua mi segue in questa scuola, lei è innamorata di questa scuola. Scassovaie. Beh Paoletta, lunedì non mi scappi dal caffè. Ciao GF. Ti sta salutando GF Wash, che è Ciao. un'altra ragazza del Family. Ok, ciao. Il Sanchez ti vuole. Brava Raffaella. Raffaella ormai è diventata esperta perché sa che Scassovaie è amante della chiesa. Ci porta la sua bella in chiesa. Tu Salvatore, se vuoi fare qualche domanda lo puoi fare, tanto... Puoi toccare un po' di più gli apparecchi, per favore? Visto che continui a venire lì di fronte? Guarda, guarda le rette, guarda le rette. Vedi? Sta provando, non siamo noi perché siamo a 4 metri noi. Lo puoi far diventare rosso, visto che lo stai toccando? Dai, fallo arrivare al rosso, forza! Tanto stai prendendo energia anche dai telefoni, guarda. Era 93, Sì, questo sì. qua è 98, questo qua, 97. Sono già 80 e questo qua, guarda. Questo qua è già 82. Allora, vuoi che comunica Salvatore un po' con te? Ancora, campanellino, attenzione che arriva. C'è. Hai visto che ha detto c'è? Venzali invece. Perché non viene avanti Scassovaie? Abbiamo un pipistrello come compagnia. Ciao pipistrellino. Si amano i pipistrelli. Dice. Sei tranquillo? Ah, boh. Ani sta provando queste qua sono per quelli che si abbonano, vedi? Che hanno la cosa dorata. Che già. Ragazzi, spiego un attimo al Salvatore perché non è pratico di TikTok. Ania, puoi inviare qualcun'altra così gliele faccio vedere a Salvatore? Adesso ti fa vedere altre emotion. Ciao Laguna Blu, guarda che Ani Anges te le manda. Anche lei nel gruppo Family con noi. Ok. Vedi? Guarda che belle. Glielo ho incorporate io dentro agli abbonati. Sì. Loro si abbonano con la stellina in alto. Ragazzi, per chi si può abbonare, guardate che è 6,90 €, quanti caffè saranno? 3-4 caffè. 3-4 caffè. Di un mese 3-4 caffè per chi può ed è un gran sostegno per noi, ok? Io non metterò mai le live solo per quegli abbonati. Eccole qua, guarda. Tutte queste che ho inserito io dentro con delle cose apposite, un programma, vedi? Guarda, tutte per gli abbonati. Ma le cambieremo adesso più avanti, Ani, ve le faccio personalizzate. Con scritto Ani, con scritto quelle cose lì. Perché a chi? Ok, entità, adopera pure i marchingegni che ci sono lì per terra. What? Ti ha detto? Adopera pure l'energia dai macchinari. Prendi energia dai macchinari, dagli apparecchi se vuoi. Tocca l'RF che lo stai già toccando, forza! Dopo, ha detto dopo. Ah, ci ha detto dopo. Secondo me sta aspettando che arrivi buio buio per farci la festina. Esatto. Ho detto bene, anima? Stai aspettando il buio? Beh, adesso io se abbasso la lampada è buio presto. Esatto, avete visto? Ciao l'amici. Allora, noi stiamo aspettando voi.
Allora, Ok, prima abbiamo sentito dei rumori. Eravate voi? così la tua, poi si scarica la tua, usiamo. Beh, c'ho anche quell'altra. Così abbiamo. All'invece noi E invece? Ci viene. Dica. Allora, puoi aumentare un po', puoi toccare un po' di più questo strumento, sono qua vicino a te. Vieni pure Salvatore, puoi venire qua con la luce. Ok, potete adoperare pure Non hai il telefono in tasca, sì. E Il zaino là vicino mio con il telefono in una tasca dello zaino. Altrimenti Papà. gli apparecchi. Sì, perché non lo sapeva Salvatore, ragazzi. Cioè lo sapeva ma adesso dimenticato. Ok, capito il telefono. Adesso non ha niente Salvatore neanche lui in tasca, eh? No, lo fai con. Io qui ho i funghetti. Non c'è niente. C'ho i funghetti e basta, non ho nient'altro. Allora, ci fai illuminare un po' di più quello strumento? O vuoi collaborare a comunicare tramite questi apparecchi? Se sì, fai illuminare fino al rosso. Il figlio è minimo sensibile, vedi? Quando Sì. così appena. Questo sei tu. Questo è stato Salvatore. Scusate. È sensibile. No, puoi venire anche qua se vuoi. All'invece noi Allora, dai, toccalo di più farlo arrivare al rosso, che sei capace. Dai, su, prendi. Stai consumando la batteria dei cellulari, stai iniziando a usare anche quella degli apparecchi, direi che di energia ne hai. Veniva, ecco. Vieni un attimo, ha detto. Dove? Cosa vuoi? Sono qui. Sei una donna? Sei l'amichetta di Scassovai, quella dell'altra volta? così. Stavolta ha detto. Così stavolta. Così stavolta cosa? Guarda, sta provando sempre di più. Ok, va bene. Grazie. Grazie anche. Ehi, niente parole. Niente parole. Lui ha detto. Lui? Girati. Ah, sì. Cioè, hai capito che furbo? Sì. Ha detto una parola e dice disegnato un attributo, ok? Però non ve lo inquadro. Cioè, se no, ragazzi, veramente ci bannano la live. Sì, Perché non è tutto. no. Poi. Avanti. Toccalo di più quell'apparecchio, vai. Sì? Ci sei qua? Stai arrivando? Se sì, fallo arrivare al rosso. Quando vuoi una conferma di far arrivare l'apparecchio al rosso. Ecco. Fai arrivare al rosso l'apparecchio? Se è un sì. Se è un sì? Se è un no, avvierte. Lo deve lasciare. Di capo. Ecco, arrivato. Guadagno. No, quando arriva al rosso suona. Salire molto. Sei qua vicino? Eccolo. Tipo, sei qua vicino? E guarda. Può andare anche quello lì, perché stamattina no? Può partire anche il K2. Quello lì è il K2, quello era il pod. Quello era il RF. Generalmente non il K2 è l'RF, quello là è raro che suoni, però l'altro è suonato più di una volta. Avete visto che eri abbastanza vicino quando ho suonato? Adesso si sta arrivando il K2, benissimo. E noi sono lontani perché sono gli apparecchi, quindi non può essere il telefono. Pazienza, ha detto. Pazienza. Darwin tende.
Se vuoi un consiglio, vieni di qua e vedi, guardi i telefoni, perché dai telefoni quella luce là vedi se arriva avanti qualcosa. Vedi? Quello che noi non vediamo a occhio nudo, lo vediamo tramite questo e questo. Siccome i telefoni sono uguali, se uno spegna e l'altro no, vuol dire che c'è qualcosa. Sto spiegando un attimo, scusatemi a Salvatore, ragazzi. Hai sentito? Hai sentito un attimo fa? Adesso? Adesso, l'ha detto anche lui. Ciao, Anzi, Ian. quindi su. Posso fare? L'ha detto? Questo è Salvatore, perché bevo un po' d'acqua, perché qua ragazzi c'è caldo veramente. Qui abbiamo un minimo di fresco, ma quando entreremo lì nella chiesa, ragazzi, fidatevi che non c'è neanche un po' d'aria. No. C'è un'umidità pazzesco. Sì, a volte, ciao Annie, parlano in spagnolo. Se arriva Giovanna la sensitiva, me la fate salire Cati, Luisa, Sandy? Chi c'è qua? O Tommy? Chi di voi c'è? Me la fate salire Giovanna la sensitiva, semmai. E se arriva anche Porco Zani, appunto. Viali, che era quella che abbiamo messo stamattina nel gruppo. Quando... Ah, giusto, brava Cati, la candela bisogna mettere, che loro sono attirati. La candela. Eh sì, mi ero dimenticata che devo mettere la candela, aspettate, adesso gliela mettiamo subito. Riesci a farmi un attimo luce qua, Salvatore, che vediamo di prendere la candelina. No, questa no. Eccole qua. Mettiamo una candelina che così sono tranquilli. E gliela lasciamo qui dopo accesa, eh? Sì. Però io siccome che vorrei avvicinarmi, i telefoni li posso lasciare qua. Ciao Moira, buonasera a tutte. Chi è? Chi sei? Sei Giovanna? Sì, sono Giovanna, ciao Moira. Ciao Gio, c'è un nuovo ragazzo con me qua. Ciao, buonasera. Salvatore, lei è Buonasera sensitiva. anche a voi. Lui si chiama Salvatore, Giovanna. Buonasera Giovanna. Buonasera a te, Salvatore. Giovanna, Salvatore del mio paese, è venuto con me. Ecco. Beh, siamo in una location grandissima. È la scuola che abbiamo già fatto una volta, Giovanna, dove c'era Scassovaia nella chiesa. Ah, ecco, ho capito. Siamo tornati Fatto. qua. Allora, ho solo torcia e funghetti in tasca, è per quello che probabilmente che sto per accendere la candelina. Buonasera anime. Allora, Giovanna, l'apparecchio è arrivato all'incirca arancio, vero? Sì. Ci sono, Stiamo ascoltando un attimo, ma è da fuori qualche casa qua vicino, poi ho parlato qua. Allora, sono delle voci che vengono da fuori. Tipo, questa è musica di una macchina. Sì, sì. Io Su. Io in No, fondo su non magari- veniamo. Non veniamo su. C'è troppo caldo. No, anche perché delle scale come mia, tanto delle quali, Ah, cioè se ok. ti spingono giù da lì, Ciao. muori, cioè ti fai male. Vi ricordate le scale tutte rotte, ragazzi? Non è il caso nelle scale. Quelli tra l'altro senza il parapetto. Possiamo... Sì, perché Salvatore si sta ambientando e comunque vedo che collabora bene, cioè... Adesso dopo chiederanno anche di te spesso perché vorranno che vederti ancora in indagine. Vabbè, I follower qua. sicuramente ne faremo altre. Ragazzi, tap tap, ha ragione Sandra, tap tap condivisioni e chi può ci sostiene con dei doni, grazie, che ho fatto anche la rima. Ecco. Per noi ci spostiamo e tutto quanto, vi facciamo vedere delle belle cose, però aiutateci per cortesia. Altrimenti io entro un'ora, vi dico già sono le 21:22, o 100k entro un'ora, o condivisioni a go oppure chi può ci sostiene, grazie. Altrimenti io porto le ragazze su WhatsApp
e la si fa privata in WhatsApp. A costo dello schermo piccolo le porto là. Grazie Emanuela. No, ma non voi Emanuela, io parlo degli altri qua in live, non per le ragazze della Family, perché loro già sostengono e sono anche troppo brave. Giovanna, senti qualcosa qui? Non ho capito, Moira. Senti qualcosa qui? Sì, io ti stavo dicendo, in fondo sento qualcosa, vedo qualcosa più che altro. Spera un po' per ripartire, dopo gli assemblo. Alza un po' di più perché Ti non va di sento. interagire con Sì, me? così non si possono alzare, sono tutti alti. Sono Giovanna. Ti va di interagire con me? Ci sta provando con la ref, Eh, Prendi, ha detto. prendi. Ma Anime, se noi ci spostiamo nella chiesa dopo, siete contente? Non so. Non saprei. Non saprei In vuol dire non, spagnolo. non saprei. Non saper. Non saprei. Parla spagnolo. Ma dopo glielo dico in parlare in italiano, ora forse riprendono a parlare in italiano, perché a volte parlano spagnolo, a volte tedesco, a volte inglese. O a volte bisogna preoccuparsi quando fanno lingue non comprensibili. Vero. Moira, io vedo qualcosa in fondo. In fondo, Aspetta che proviamo a mettere l'altra, quella la mia che si avvicina. vai. Stai vedendo Giovanna? Sì, allora, lui, l'entità maschile si trova proprio in fondo sulla destra. Sulla destra. Non Dove so c'è se- quello scatolone bianco là in fondo? Sì, non so se voi lo vedete, ma io lo vedo. Ah, Sta proprio lì. noi non lo vediamo. Guardate se a terra le pareti vedete degli orsi, vero Giovanna? Sì, a destra Sì, dicono non si- tutte. Mhm. No, adesso non si vedono gli orbes. Io vedo direttamente. Stato lì? Andato lì. È andato lì? Quindi sei tu là in fondo? Guarda. E guadagno. Il guadagno di cosa? Il guadagno ha detto. Sì, ma il guadagno di cosa, scusa? Cosa intendi? Che ore erano quando ho detto che ho fatto partire a fare il tap tap? Pensare quando. Alle 21 e 22, giusto? Sì. Giovanna, segnati 21-22, che alle 22-22 se c'è un pipistrello che gira comunque. Ma a me non fa niente perché io li trovo anche carini. Se a 22-22 Giovanna non abbiamo raggiunto i 100k o qualcuno che ci sostiene, a parte le ragazze del family, lasciamo stare perché loro lo sanno già, lo stanno già facendo anche in privato. Ciao Ilaria. Parlo qua in live, anche con un caffè, quello che potete. La Sab anche tu ferma perché fai parte della family. Parlo di quelli che non sono nella family. Sarebbe gradito anche un caffè, il prezzo di un caffè per dire. Cioè, non è tanto il prezzo di un caffè, ragazzi. Caffè a voglia. Cioè, non è niente, cos'è? Un euro e tanti. Che Un poi euro noi ne e- vediamo 15 e 20 centesimi sì. su un euro e tanti. Ciao Luciana. Allora, ragazzi, ritorniamo qua, ma appunto un'altra volta, Dio Bonino, però meno nel senso, non c'è mica. Adesso proviamo a fare così, che vediamo se ci sono degli altri. Teniamo via una torcia di riserva. Allora, non sei molto collaborativo stasera, io sono venuta fin qua, Salvatore. Vogliamo collaborare? Moira, te l'ha detto il nome, come si chiama? No, però è arrivato il campanellino prima. 2 volte, vero che abbiamo sentito il campanellino? Allora, provo a formulare questa domanda. Faccio lampeggiare la torcia. Tu avvicinati al lampeggiare della torcia. Cosa c'entri, ti ha detto? C'entra lui, perché è venuto a fare indagine con me qua, per comunicare con voi. Si chiama Salvatore.
Hai capito Giovanna che ha detto cosa c'entri? Ciao anima, vieni a comunicare Ma io? con noi. Han chiesto a lui cosa c'entra. Ah, ecco. È giusto per farsi... Senti che si bleffa. Eh, Si sta bleffando di noi. Vieni a comunicare, dai. Anima, ti va di interagire con me? Sono Giovanna. Sono una sensitiva. Nu, Io vi ha vedo. detto nu. Ha detto no. Niente parole. Dimostrare. Mostra, ti sta mostrando Giovanna, è lì. Avanti. E anche noi siamo qua. Mostra, ha detto. Cosa vi devo mostrare? Dai, vi aiuto un attimino per una cosa, così è più semplice anche per voi per arrivare a fare più K. Adesso vi ho messo un sondaggio, cliccate sulla vocina che sorride e fate tap tap, così arriviamo a 100 prima. Tutti a cliccare la faccina che è il sondaggio, che vi fa fare per 3, per 4, più veloce cliccate e fate tap tap, più van sui K, fate attenzione ai K e vedete. Se lo fate tutti 94, ciao Gerardina, buonasera. Se lo fate tutti 94 facciamo presto arrivare a 100. No, ha detto di no, lui c'è, risponde, ma io so che risponde. No, pazzesco. Ciao Ile, buonasera. Adesso quando va via ve lo rimetto. Sesca Sovaie non ci sono, Giovanna. È il telefono di Giovanna. Gio, rispondi perché sennò ecco, brava. Ha messo giù. Ciao Dark, madonna mia. È andato via, ve lo rimetto. Attenzione che ve lo rimetto, così loro arrivano prima, vedi che sono già da 30-35. È più facile per loro. Attenzione che ve l'ho rimesso. Cliccate la faccina col sorriso. Cliccate e fate tap tap, che allora va su veloce. Oh madonna, guarda, tutti i sorrisi a raffica. Così TikTok non ci blocca la live. Esatto. Perché più il rullo scorre, più la live non si blocca. Ciao buona. Ecco, bravo Angel, brava Rosa. Andiamo. Siamo già a 37, cioè guardate che brava, ogni tanto ve lo metto questo, così vi aiuto. Allora, Anne, e siamo qua, per voi, adesso andiamo dentro lì, che lì è tutto buio, facciamogli vedere come sta diventando lì. Buio Guardate un po', ta 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 ta. pesto. Buio pesto. La parte più bella ve l'abbiamo lasciata per adesso. Ecco, non è un'entità il Salvatore. Non è un'entità perché visto il buio fa un po' impressione di viso. Immagino. Sembra un po' cadaverico perché sembra che hai le borse sotto gli occhi. Hai presente zio Fester? Sì, eccomi Ecco. qua, guarda. No, veramente, guardate. No, sapete che noi facciamo anche per ridere un po' perché bisogna anche sdrammatizzare a volte, ragazzi, perché portare tanta tensione non va bene, bisogna ridere anche un po', sorridere. Sempre nel rispetto. Sì. Leo, lascialo stare. Che è Leo? Leo, Leo? è il mio gatto. Ah, È a casa, non viene in indagine con noi, è inutile che tenti il colpo. Moira si sta aspettando. Dove c'è quella cosa chiara? Più avanti. Sulla destra. Sembrano due occhietti, vedi? Si comincia a intravedere il viso. ah sì? Cos'è? Quella cosa bianca, tipo un quadrato. No, Come te io lo vedo posso una cosa spiegare? bianca lucente in terra, vero? Sì. Ma può essere qualcosa che non abbiamo badato prima, eh? C'è qualcuno in quel corridoio? Giovanna a sinistra, hai visto passare una sagoma? Sì, L'ho visto a occhio nudo io. L'ho visto a occhio nudo. Là dove c'è quel coso bianco, lo vedi là? Ah. di corsa,
È passato Sì. molto velocemente. Sì, ed è nera. sì. Sì, Guarda, guarda l'RF. Ti stai avvicinando? Eccolo. sì, che si Alla sta avvicinando. grande. Eccolo, arriva. Bingo. Bene, bene. Come ti chiami? Il Dai, tuo, il il tuo nome. nome? Italo. Italo? Ti chiami Italo? Sì. Ha dato conferma, hai sentito che ha fatto VIP l'RF? Allora chiamiamolo Italo, poi vediamo se ha un altro nome. Sì, Italo, confermato 2 volte. Italo. Italo, tu Italo. eri qualcuno qui che insegnava o gestiva questa scuola? Sei una delle persone che ha fatto del bene alle persone che erano qua dentro? Sei l'anima di una di quelle persone lì? Allora, partiamo dal presupposto che sappiamo che qua c'erano dei bambini, le mamme con i bambini piccoli che venivano accolte da altri paesi stranieri, vero? Ho capito bene? Sì, ha detto, vero? Ecco, c'erano anche dei bambini con, speciali, con disabilità, giusto? Sì, vedi che sono sinceri, stanno rispondendo bene. Bene. Grazie Italo. Grazie, Italo, Italo. tu eri il preside qua, quello che dirigeva tutto questo stabile? O eri un bidello, un insegnante qua dentro? Che hai fatto del bene a tanti? Bambini e adulti? E ragazzi? Sì. Questa non l'ho capita, però l'RF si è illuminato sul rosso quando abbiamo detto questa cosa. Può essere il guardiano, Moira? Piano, specifica quale guardiano, Giovanna? E quello che controlla la scuola. Ah, ma non quello che penso io, vero Giovanna? No, 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 no. Ah, ok. No, perché che i guardiani Il protettori. bidello, diciamo. Eri il Bidello, bidello ecco. qua, o quello della vigilanza? Forse. No. Forse. Giovanna ha detto forse, no, non ci siamo. No. Sei qua di passaggio? Allora eri un insegnante Sì, è un'anima di passaggio. di passaggio. Quindi non sei un insegnante? No. Anche. Hai detto anche? Sì. Adesso iniziamo proprio, guarda. Al buio pesto. Ragazzi, siamo al clou. Adesso guardate la porta d'uscita. Ve la farò- Vedete? Alza un po' la torcia. Molto buio. Guarda, 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 vieni qua subito, vieni qua subito. Guarda. Ragazze, mettiamo gli apparecchi là. Brava. Guardiamoci bene le spalle da dietro lì. Ok. Fammi luce qua. È vero, ho detto custode. C'ha Custode? ragione. Sì, ha detto bene. Sì, spegnilo. No, ma sei via dalla strada. Candela la lasciamo lì. Sì, e vieni qua, allora, forse poi vieni qua, poi facciamo che tanto vediamo. Allora, questo me lo porto dietro per... Italo, non sei solo. Giovanna, un circo venuto qua, hai bisbigliato te? No. Allora non hai bisbigliato lei, ha detto. Abbiamo sentito un rumore. Bisbigliare anche. Io ho sentito un rumore. Io sento di bisbigliare. Chi è che bisbiglia? Questa sono stata io, Italo, c'è una donna con te, per forza di cose. Non sei? Italo, c'è anche una donna insieme a te? Credo che c'è anche una donna, Giovanna. Ok.
El casco. Sta buono. È 3/4. È 3/4, Giovanna, ed è il piatto. Italo, sei qui? Sì, sta lì davanti a voi, È perché qua Dove sta la a sinistra c'è la serata? chiesa, Giovanna. Beh, di quanto qua è proprio l'ingresso della chiesa. Sì. Allora, qui stanno dicendo sul rullo che hanno detto che vogliono uscire. Ha detto Ci fammi possiamo uscire. Che vogliono uscire. Da dove? Che vuole uscire. Da lì ha detto. Sono? Dobbiamo sempre liberare gli spazi davanti al telefono. Questo qua possiamo mettere anche qua. Così sentiamo se c'è qualcosa. Allora, aspettate un attimo. Sta buono. Ma è possibile che... Vediamo qui. Dietro. Tiralo giù. Ha detto. Ragazzi, cominciamo la stessa storia, eh. Adesso siamo anche a 6 metri praticamente da lì a qua. Sì. E fai luce che prendo la candelina e la mettiamo là. C'era lì. Essere Sì, sì. aiutato. Come? Gli sto dicendo a Italo se vuole essere aiutato. Vuole essere aiutato? Adesso sta funzionando, sì. Sì, adesso funziona. E se lo passo prima ancora resta a zero, cioè nel senso non si muove proprio. Italo, No, ma vedi è lì perché guarda che si ferma anche è lì. Italo, vuoi che facciamo qualcosa per te? Vuoi andare verso la luce? Se sì, mi fai illuminare l'apparecchio, per favore? Non c'è. Allora, dimmi se vuoi andare verso la luce. A proposito, ragazzi, Salvatore a volte o deve rimandare, non può venire perché fa un lavoro che va a turni. Quindi se ha la giornata libera viene con me o la sera, che il giorno pomare non lavora, ma se lavora non può, ok? Faccio l'impiegato statale. Sui pullman. Quindi non può sempre essere presente, ragazzi, perché lui adesso è in ufficio, però non può sempre essere presente. A volte che hai degli orari un po' sballati, o no? Sì. Cioè, se lui la mattina deve andare molto presto, mettiamo che alle 9, 9 e mezza, 10 è già a letto lui. Perché al mattino alle 4 si alza per poi andare a lavorare. Quindi è conforme, Giovanna. Quando potrà, verrà. Genova ci andiamo io. Comunque a Genova andiamo io e lui. Sicuro come loro, abbiamo già detto. Va Giusto, benissimo. Salvatore? Sì. E non come qualcuno che va al piano mezzo del ponte, vero? Ah, sì. Cioè noi andremo proprio a piano terra, Sì, dove c'è stato la... dove è atterrata la gente praticamente, per dirla non proprio brutta. Ciao Lucia, la mettiamo qua, l'abbiamo messa di qua, ti spiego il perché. Siccome che sono candeline benedette, ci fa da barriera. Ok? Ecco perché. Buonasera a te Lucia. Guarda. Sì, adesso non possono essere i telefoni ragazzi perché sono... Vi faccio vedere anche di qua a che distanza siamo dagli apparecchi, come faccio sempre io, che ve li provo. Guardate, io sono qui, no? Attaccata a voi. Ci sarà una spanna dal telefono. Toh, giusto Salvatore? C'è Sì. una spanna? Allora. 1, 2, 3, 4, 5 e mezzo. Non possono essere gli apparecchi. Cioè non possono essere i telefoni che li influiscano. No, Moira, è lui, sta proprio lì davanti alla seranda. Oh. È come se non riesce ad andare fuori da quella seranda, non riesce a uscirne A fuori. uscirne fuori.
Se io ti faccio, ti guido, vai verso la luce? Sì, ha paura, vuole andare verso la luce. Sì. Sì, effettivamente sì. Cosa possiamo fare per te? Ti fidi di me? No. No. Vuoi provare a fidarti di me? Per farti andare verso la luce parlo. È un sì? Se è un sì, fallo brillare fisso per un attimo, sul rosso. Noi aspettiamo che tu sia contento di andare verso la luce. Sai che però quando arrivi di iniziare devi aspettare Dio dopo, non possiamo essere noi. Noi possiamo guidarti verso la luce, ma non alla luce. Alla luce ci penserà Dio. Italo, perché non riesci a passare la tapparella? Qualcosa ti blocca? Ti hanno liberato nella chiesa? Ojo. Oh oh, Mer. Ho detto Mer e puntini puntini. L'hanno liberato. L'hanno liberato? Esatto, che qualcuno qua ha fatto qualche cavolata. Ah, Hanno fatto un rito. ecco. Esatto, confermato. Italo, vuoi che ti aiuti io ad andare verso la luce? Di me ti fidi? Sì, è Frank, Sì, why- fai, ha detto. Fai. Ha detto fai, Giovanna, Ok. mandalo verso la luce. Ok, allora Italo, ascoltami. Thank you vuol dire Giovanna Occio. Thank you ha detto. Non lo so che ha detto. Che cosa hai Hai presente ripeti? quando ti ci mandano? Sì. Ecco, Ah, ecco, bravo, grazie Italo. Io ti voglio aiutare. ripeti. Ma forse è qualcun altro che ha parlato. Se là dentro c'è stato un rito, è meglio evitare Giovanna dentro la chiesa se c'è stato un rito. Sì. Ricordiamoci che è sconsacrata, però se sì. c'è stato un rito, Beh, ci sono molte immagini brutali, Mm. nella chiesa. hai capito? Sì. Sì, ho capito. Non si fida. No. Italo, non ti fidi di me. Io voglio aiutarti, Italo, non voglio farti del male. Ma non so se è stato Italo a dire quella parolaccia. No, non credo. Casomai sei stato tu? È il momento che rispondi seriamente. Sei stato tu? Cioè ragazzi, qui hanno fatto tutti i disegni sui muri degli attributi, maschile. Non vi dico altro. È una schifezza unica. Comunque... Nella sua c'è. Hai sentito anche te? Avete sentito voi? Comunque è lì. È lì, è lì. Sì, è lì, Non si è muove da lì. lì. Sta lì, Moira. Sì. Com'è Sì. Giovanna? Descrivilo. Allora, Moira, io te lo descrivo come lo vedo. Sì, Io lo vedo in forma di fumo, non so se voi lo vedete in forma di fumo. esatto, ha detto. Ok. Prima ha Chiede scoccato di un ga- attimo il telefono, ha scoccato. Chiedi di buttare giù un apparecchio. Italo, per favore, Americano puoi Bar. buttare giù un apparecchio, girare questa prova, così non ce la puoi fare. Cioè, è in piena attività. Buttaci giù un apparecchio, Italo. Io se volete provo a abbassare un po' l'RF, ma non credo che è proprio lui. No, ma è lì che sta anche... Perché guarda, torna anche a zero, quindi non è l'apparecchio tarato ma settato male. No, Sta guarda. proprio davanti alla tapparella, Moira. Eh. È come se vorrebbe andare verso il fuori, ma non può. È bloccato. Tieni puntato, guarda bene, è tipo nebbiolina. Sì. E da È questo sulla tapparella.
Non è proprio qui sotto. Lo vedi? È sotto la tapparella l'altezza, vero? Sì, è una sagoma a Sì. fumo. L'ha detto Giovanni, infatti è vero. Sì. Sì. Se io mi metto tra la porta e la tapparella, tu riesci a uscire fuori? Almeno ti sblocchiamo? A dimostrare. A dimostra, questa è la prova. Se farai qua devi fare così. Quando ti uscirà quello lì. Perché la mente artificiale vuole vedere che tu sei ancora dietro davanti al telefono. ok. Che sei tu veramente in live ancora ad andare. Italo, qual è cos'è che ti impedisce? Grazie per chi ha mandato nel gruppo. Ciao Antonio, buonasera. Italo, non pensare a quello che c'hai. Non dare retta a loro. Dai solamente retta a noi. Loro non li guardare. No. Buonasera Lucia. Provare a mandarti alla luce? Prova. Ok. Allora, Italo, ascoltami. In fondo c'è una piccola luce. Tu avviati verso quella luce. Mano a mano che ti avvicini si illuminerà ancora di più. E tu vai verso quella luce. Continua così, vai verso quella luce. Ascolta, ha detto. Ah, ecco Valchira. Valchira, vuoi salire con Giovanna? Perché siete le uniche due che potete salire qua. Perché Valchira è una strega bianca, una Wicca. Quindi ti può essere d'aiuto, Giovanna. Sì. E anche nella family nostra, Giovanna l'ho inserita stamattina con noi. Ah, c'è Ok, la no, ragazza. perché Valchira c'è un è WhatsApp arrivata. che non mi funziona, ecco perché. Tra voi due, tra me e voi due, dovremmo essere un bel trio a livello di aiuto. Ok. Giovanna, prova a dire un Padre Nostro. Ok. Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Santificato il Amen. tuo nome, venga il tuo regno, sia Sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma ma liberaci dal liberaci male. dal male. Amen. Amen. Idalo, vai verso quella luce. Valchira, vuoi salire? Sali su un po', Valchira, con noi. Ma se so. Però deve farlo lei perché io non riesco a invitarla. Vedi che non c'è nei nomi. No. Valchira, puoi mandare tu la richiesta? Adesso sulla porta, dicono. Effettivamente c'è più movimento qua che non fa nel corridoio di qua. Perché quella lì, ragazzi, è la porta È della la chiesa. Infatti. E infatti sulla porta c'è un viso. Sulla porta si sta Nella formando. schiena? No. Ah, ce ne sono ok. due, Moira. Eh? Ti stanno manifestando due volti sulla porta. L'ho visto, ha Non so detto. ok. Eccola qua, Valchira. Arriva, arriva. Giovanna, cos'è anche Valchira con te? Ok. Allora, Valchira, ragazzi, è timida, non sale facilmente nelle live. Quindi benvenuta con noi e brava che sei arrivata anche tu Ciao con Giovanna. Valchiria. Benvenuta. Benvenuta Valchiria. Aspetta perché vedi che solo a me o girano anche a voi i pallini sulla cam di Valchira? Giovanna, voi vedete Valchira coi pallini come se stesse caricando la cam? No. Ok, allora aspettiamo un attimo perché a me è ancora in ritardo. Ok, c'ha i pallini, allora sta provando. Speriamo che abbia connessione. Sì, che è salita la vediamo, però girano i pallini rosso e verde.
Io non posso farlo, perché io vedo la cam ma non la sento parlare e adesso è caduta. È andata giù. Sì, è caduta. Invita. No, adesso lo fa lei, deve uscire e Ah, ok. rientrare perché era troppo rallentata in base a Sì. quella di Giovanna. Comunque è ancora lì Giovanna, prova a fare un'Ave Maria Giovanna, dopo basta. Ok. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Dio sia prega per importante. noi Peccatori, adesso adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Amen. Lo sanno. Lo sanno, ha detto. Lo sanno? Sta sfocando, effettivamente è vero, sta sfocando. Sì. Guarda quello sotto, guarda quello Sì, sopra. sì, Sta sì. sfocando il telefono. Sì. Però qui sei più... Aspetta che ve lo sistemo un attimo perché io l'avevo allargato. Eccolo. Così abbiamo la stessa visuale, Giovanna, da quello, tanto Ok. li vedete gli strumenti se partono, come Va adesso. benissimo. La rifaccio ancora l'Ave Maria, eh? No, no, tranquilla. Vediamo, era Ok. solo per vedere se era infastidito. Ok. La candela vi confermiamo che per il momento è ferma e immobile, giusto la fiamma? Sì. Non è un'entità negativa, No, no. Moira. Ok. Vediamo, guardate cosa fa, tu guarda il telefono Salvatore di lì cosa fa se mi avvicino alla porta. Mm. Questa sono io. Va bene qui? Sei contento? Vieni. No, io sto qui. Se vuoi vieni tu qui, dove sono io. Prova a toccarli. Legami. No, no, io non ti lego, stai scherzando? Sì, ma non credo che sia Italo quello. No. Siediti. No, perché non mi faccio comandare da te e tu lo sai. Chi sei? Ma infatti non è lui, non Dimmi è chi Italo sei. questo. Oh, c'è l'RF che continua, prima era Sì. fermo, giusto quando mi sono spostata, quando l'avevo appena messo giù che l'ho tarato diverse volte. Mm-mm. Non è lui, È là, Giovanna, è là. Sì, ma non è lui, ce n'è un altro. Sì, Esatto. esatto. Ma chissà quanti che n'è qua. Puoi venire anche qua, Salvatore. Ma ce n'è allora uno sicuramente che è cattivo. Sei cattivo? Sei negativo? Sei l'entità bassa? Quello che ha detto la parolaccia. Ma quello quasi il casco fai, eh? Ah, può essere. Simpaticone lo chiamano tutti. Forse. Se sei tu vieni fuori a galla. Smettila di giocare. Cos'è sta roba qua che è venuta fuori prima? Questo. Cioè, guarda come si muove. Ce la fate a buttare giù? Buttate giù quello strumento. nome di trasformano. Trasformano. Ragazzi, guardate che alle 22:22, Giovanna, noi ce l'andiamo in WhatsApp, se non vedo almeno 100k, siamo solo a 55k. Ok. Quindi devono fare tap tap, condivisioni o sostenerci con qualche piccolo dono. Tipo un caffè. Insomma, il caffè ce lo saremmo meritati, vero? Siete in 219 dentro. Oppure qualche obiettivo se potete. Ma darci una mano per cortesia. Dammi cosa? Vuoi una mano? Mettiamogli di nuovo il sondaggio così vanno su un po' più in fretta, sennò qua li stiamo fin domani mattina.
Cliccate la faccina col sorride e fate tap tap che vi sto aiutando. Grazie la sub. Cliccate la faccina e fate subito tap tap, la faccina che sorride. E fate tap tap, così vanno su più velocemente i K. Ma guarda te se mi tocca aiutarvi anche così. Ciao Simi. È il colmo. Ciao Lotto. Ciao moglie di Samurai. Un bacione a tutti quanti e grazie di essere qui. Da parte mia e anche di Salvatore. Sì. Allora, torniamo noi. Insomma, se sei qui, Italo, tocca che sei qui. No, questa sono stata io, ragazzi. Italo, avvicinati a Moira, per favore. Cosa? Italo, avvicinati alla Moira. Voleva che mi sedessi. Adesso mi sono seduta, in qualche modo. Avvicinati. Hai sentito anche tu? Cosa? Qualche rumorino di là? No. Ok. Ma c'è la TV accesa? Io no. No. Ma guarda quando mi allontano. Sì, Italo, Sono io, ho suonato per me. Hai delle... Adesso sono qua. Ascoltami, Italo, attocca a Moira. Ce la fai a toccarla? Avvicinati di più a lei. Sono in linea d'aria della porta della chiesa. Stata io. Dimmi qualcosa di più se vuoi che ti aiutiamo. Cosa? Tu ovviamente sei lì, per forza. Sì, sta lì Moira, sta vicino alla tapparella. Perché non riesci ad andare via da questo punto? aspetta, provo a vedere con SMS. Italo, vuoi che apriamo la porta della chiesa? No, non la puoi aprire più perché è dura, Giovanna. Ok. Però è aperta, guarda che un quarto e passa è aperta. C'ha voglia se ci passa di lì. Andiamo con l'LS. Semmai sei io giro la cam, se vedo che c'è qualcosa. Allora, guardate, quello lì non rileva niente. Vedete? Stai fermo così, tu che così lo inquadro per tutti e due. Che frio. Italo, sei andato via? Ah, aspetta che c'è. Con l'Ave Maria Si è spostato. e il Padre Nostro. Sì, non sembrava un po' infastidito, ma non capivo. Italo, Valkyra, eccola qua. aspetta, qualcosa si era mosso. Scusami, Valkyra, non ti avevo visto la richiesta. Ecco, adesso ci sei, Valkyra. Buonasera a tutti. Buonasera a te. Ciao, Buonasera a te, buonasera. Valchiria. E innanzitutto diamo il benvenuto anche a Valkyra nella family. Benvenuta. Benvenuta. Grazie. Allora ragazze, la candela è ferma immobile. Guardate, ve la faccio rivedere. Eccola lì, la vedete? Non si muove la fiamma è ferma immobile, guardate. Però guardate le RF di là. No. Guardate.
Cribbio, ha detto, Cribbio. Cioè, si diverte il signorino. Possiamo metterlo anche qua, sai, tanto non è quello perché siamo a una distanza di... Ma Giovanna, io ogni tanto qua sento dei bisbigli, Sono loro. Eh sì, perché io sento dei bisbigli. Ma guarda, Sì, guarda. sono loro, sono loro. Ascoltate, io adesso vi faccio vedere una cosa perché non può essere i telefoni sull'apparecchio. Cioè, Guarda. più avanti va, si va avanti con le ore e più qua... 3, 4 e 5. Siamo a 5 metri, ragazzi. No, l'ho ricordato per farvi capire che non siamo noi coi telefoni, assolutamente. No, sono loro. Elementi nuovi. E spigliano, parlano fra loro. Sembra che abbia detto elementi nuovi. Che cosa significa? Ha mandato hai visto? Hai sentito? Senti, me ne imbusto. Non voglio che bestemmì. Chiaro? Guarda, Stoppati. Perché dici le parolacce? Non mica ti diciamo le parolacce. Noi ti vogliamo aiutare. Basta! Scusami un Italo, attimo, se Ti vuoi fermare, calmare, per favore? Calmate. Calmati. Fermati. No, togli la mano dall'apparecchio, per favore. Veloce. No, non ricominciare, fermalo. Ferma l'apparecchio, per cortesia. Perché ti sei arrabbiato, Italo? Perché ti sei arrabbiato? E calmati, e qua nessuno ti vuole fare del male. Semmai siamo qua per aiutarti. Calma. Adesso l'hai sentito? Da fuori. Potrebbe essere anche un animale comunque, Beh, sì. potrebbe essere. Comunque la tensione è un po' alta qua dentro, io ve lo dico perché comunque Sì, da sì. ogni che buco siamo potrebbe sbucare qualche senza tetto per qua che è tutto aperto, anche sì, dalla tutto parte... aperto. Sì. Cioè guardate una cosa, faccio per farvi vedere, anche dal corridoio là, potrebbero arrivare, c'è tutto aperto, e noi siamo in una situation così, capite? È Molto per, pericoloso. è per quello che noi, ma più che altro ragazzi è per senza tetto, non per il resto. Quindi siamo Infatti, per già, questo. vedete che se per caso dovesse arrivare qualcuno, noi usciamo di lì davanti. Moira, c'è il Valchiria che vuole dirti qualcosa. Dimmi, Valchi, Allora, Moira, dimmi. sì, io continuo a vedere E del... a sinistra della porta di legno in basso Sì? sempre sono due varianti di volti. Poi per il Ok, anche perché quella lì è la porta della chiesa, Valchiria. Sì, ci sono due volti che variano. Sì, brava Valchiria, l'ho detto pure io prima. Stanno sotto. Guardate anche l'RF Sì. che si è calmato adesso. Invece la fiamma è cominciato ad attivarsi. Sì, guarda. prima si è mossa. Guarda adesso. Ragazzi, un attimo che vi faccio vedere un secondo la candela. Adesso inizia a prendere attività la candela. Così la vedete meglio. La pila si sta scaricando. Ma c'è questa è la e delle... Guardate la fiamma. La vedi, Salvatore? Vedete come si muove? Eccolo. Sta prendendo l'energia della tela. Sì, ci sta divorando l'energia proprio. Allora, guardate che il telefono è al 57% e l'altro del video 60% ed era 93, giusto? 97 l'altro all'inizio. Questo non fa proprio luce. Ma abbiamo questa in casa, per fortuna che ho preso su questa. Sì. Gli apparecchi sono tranquilli, ragazze. E sono lì. Sei qui? Speggi quella candela. Perché devo dire sempre? Posso, ha detto? Dipende cosa vuoi per posso. Ciao, Ghost. Forse perché gli avevo detto di spengere la candela. È maschio, ti ha detto. E
E spengila la candela. Puoi tenermi questa un attimo, solo che se vuoi mettere via tu tenere questa. No, adesso. no, stesso che- Spengila. Perché volevo mettere il marsupio, che così metto la cassa qua dentro, che ogni dove mi sposto la sento. Perché noi dobbiamo sentirla primariamente per quello che dice, per il fatto di... Filtridio. Guardate che quello lì non era un Orps, è una farfallina. Ve lo dico Giovanna, però è intera, non è passato un Orps. Sì. L'hai visto anche tu sul pavimento, Valkyria? Sì, Sì, è passato. Abbiamo visto un Orps. Hai visto? sì. A sinistra. Sì, brava. E ha tagliato in mezzo di così, vero? Sì, Sul pavimento. sì. Sì. Allora, ragazzuoli, è il momento opportuno adesso di mettere di nuovo gli aperchi vicino alla candela. Credo che sia il caso adesso. Ti fai vicino un attimo, così. Qui non ho cellulari, è dentro nello zaino il cellulare. Sì, ha detto. Si vede così? Ok. Tu chi sei, ha detto? Se vuoi tenere quella lì e spegnere la tua che non si scarichi del tutto. Prima. Va bene così? Sei contento? Non sai cosa? Sì, cosa? Tanto lì, ha detto. Vecchio. Perché fai questa vociona grande, Italo? Io visto che adesso è atterrato da solo ed è leggermente più vicino, però sei sempre a 2-3 metri di distanza, 3 metri sicuri. 3 metri sicuri. 1, giusto? Da qui. Sì. 1, 2, 3 e mezzo. Sono stata io per farvi vedere un attimo perché sono 3 metri e mezzo di distanza. E dopo quando usciamo di lì. È perché io sono la strada, per fortuna. Allora, per chi è nuovo vi spiego una cosa. C'è anche Scassovaie, probabilmente. Scassovaie è un'entità che mi segue, ma non è cattiva. Se mi lasci finire di dirlo, lo racconto, grazie. Guarda se vedi qualcosa in fondo così. Ah, è la tua sigaretta, ok, ti ha aspirato. Tieni fermo la torcia, Salvatore. Che gusto? No, per allungarla si tira su così. Ah, ok. No, non svitare, solo così. Ah, ok. Vedete qualcosa? Chi è? La mattina Sta in fondo, Maria, sta in fondo. Sta in fondo, sulla No, tira sinistra. tutto in avanti. Valchiria, lo vedi? Ecco. Aspetta. Sulla sinistra, in fondo. E poi Quindi presente che Dietro noi stiamo dando le spalle dove alla c'è la chiesa. scatola in fondo? Ragazze, noi stiamo dando le spalle Sì. alla chiesa. Adesso sì. Mm-mm. E a sinistra. Capito, Sì, ragazze? Noi sinistra. stiamo dando le spalle alla chiesa. Dietro la scatola. Sì, esatto. Guarda, c'è... Come
Comunque di qua non si avvicina. Di qua non si avvicina. Italo, vi puoi avvicinare gli strumenti, per favore? E il pro- Ho l'entità femminile, vi potete avvicinare? Parla più chiaro, per favore. Ma io, Prima io ho detto. Prima io in che senso? Eri tu prima? Forse sta dicendo prima di avvicinarmi. E avvicinati, se stai dicendo questo, avvicinati. credo, Direi che Dai che vi rimetto perché siamo a 22.13, a 22.22 io ho detto che sta qua se non arriviamo a 100k. Mi rimetto il sondaggio come aiuto. Toh. Cliccate la faccina rossa, quella che sorride, cioè la faccina che sorride e tap tap velocemente. Allora vi parte tanti tap tap. Vi ho aiutato e non vale. Ecco. Ciao Ale. Facciamo 2 o 3 volte il sondaggio così arriviamo a 100k, dopodiché loro possono anche riposare, chi vuole, chi vuole che a piacere lo fa, dopo chi è, niente. Vi salvate per il calcio d'angolo, si dice. Vi salvano in curva. Dato i suoi per il... Fate i suoi, guardate che siete già a 92k, guardate, col sondaggio. Cliccate la faccina chi può e tap tap velocemente 1 o 2 volte che parte il doppio del triplo per 16, per 3. Per 16 parte, sì, perché è scritto per 16. Ciao Danny, ben arrivata. Ciao Silvia. ecco, l'unico, Cambia adesso, Sì. Guarda, 94k ormai ci siete, vi rimetto il sondaggio, così ce la fate in prima, dai. Dite che non sono buona dopo, vi sto pure aiutando, mannaggia a me. Se le cattive fossero come me, il mondo sarebbe già crollato, secondo me. Hai idea? Vedo. Guardate che vi mando il marito della moglie di Samurai qua con la spada, se non vi muovete a far tap tap adesso col sorriso. La faccina e poi tap tap velocemente, faccina del sorriso. E tap tap velocemente un attimo che arriviamo a 100. Siamo a 97, guardate come state decollando. Moglie, butta giù dal letto tuo marito che qua serve la spada. Ciao Pixel tesoro. Sì, infatti sulla faccina quella rossa a me esce, quella sorridente esce per 16. Su per 16 cliccate. Adesso lo rimettiamo appena scade. Ormai ci siamo, facciamo anche senza mettere un'altra volta, è già 100k. Adesso fate come volete quei tap tap. 100k ci siamo. Per sicurezza ve lo rimetto ancora una volta, va. Dopo stop, non ve lo metto più dopo che siete a posto. Ok, fatelo un'altra volta e dopo basta. Faccina e tap tap, così siamo a posto. E chi può, se mi dona un caffè a me, Salvatore, visto che siamo qua, che dopo ce lo andiamo anche a pigliare, Esatto. che ci servirà un caffè. Sì. Almeno un caffettino e dire che ce lo siamo meritate. Grazie. Grazie Lucia, grazie moglie, grazie a tutti quelli che stanno donando, a parte gli scherzi, che ci state sostenendo per i prossimi viaggi. Quindi speriamo di riuscire a farne degli altri un po' più lontanino. Anche perché la prossima avremo intenzione o Venezia o comunque dalle parti ex manicomio, robe varie, giusto? Quindi calcolate che noi di autostrada e benzina avremo sui 60 euro per fare un'uscita un po' lontana. Su di me contaci, Grazie Giovanna. Sì, ma non devono essere solo le 20 persone della Family, 22, anche qualcun altro esterno, se vuole può donare qui tranquillamente quello che vuole.
Se invece vuole sostenerci in privato, basta che me lo dite e vi diamo il numero di telefono, voi entrate nella family di WhatsApp, per chi vuole. Paola è già dentro anche lei nella family, grazie Paola, grazie alla sub, grazie moglie. Ciao Ramona, c'è una bambina fantasma, aspetta, che è morta da tanti anni fa. No, Moira, non ci sono bambini, mi Ok. dispiace per la signora. No, infatti. Ok. Non ci sono bambini. Sono Giovanna e Valchiria, provate a fare qualche domanda anche voi. Vai Valchiria, fammi una domanda. Sono stata io qui, sono stata io. Ha detto dopo tu, nel senso di me, ma fate voi, che io sto qua e guardo. Grazie Sandra. Potete interagire, dai. Provate potete Giovanna interagire e con Valchiria. Giovanna e Valchiria. Ciao E noi Italo, osserviamo tutta la situazione intorno. posso aiutarti? A te che si secca la gola, a me continua a seccarsi la gola spesso. Bevi. Ma a te che si secca la gola, senti anche Ho quella bevuto, cosa ho lì? bevuto, ho bevuto. Perché anche seccarsi la gola può fare la creazione di loro, può essere. Può essere. Ecco perché ti dico, se ti si secca spesso la gola dillo, No, perché è importante. sto bene. Questa è una farfallina, non ci Farfallina. fate caso, noi le vediamo subito. Ci sono Italo, visti posso altri aiutarti? orbs per terra, ragazze? Italo? Ciao Fabio. Avete visto, ciao Fabi, avete visto qualche altro orbs per caso? No, io sto vedendo dei volti che si stanno formando per terra, Moira. A destra? E Aspetta che cerco, è prima o dopo gli strumenti, Giovanna, guidatemi. dopo gli strumenti. Esatto. Andando A in là, destra, vero? vicino all'angolo. Tu li vedi? Sì, e poi ce ne sta uno bello Uno qui. grande che si vede proprio bene proprio dove sta lo strumento. Uno è qui, giusto? Sì, sì. Lo vedi? Lo vedi lì? No? Uno. Sì, ecco. L'altro mi fate capire dove li vedete? Dove sta lo strumento, Moira? Chiese, hanno detto chiese, vero? Ma noi nella chiesa, visto che c'è stato fatto qualche rito, mi dispiace non ci entro. Ha detto in dialetto Matasi, hai visto? Sentito, ha detto Matasi. Vorrebbe dire Mataci. È in dialetto veronese. Sono furbi, Molto. Sono furbi, ragazzi, stasera. E non poco. Perché loro vorrebbero che voi andate nella chiesa. Perché là si ballano i topi, capito? Quando i gatti non ci sono, ballano i topi. Sì. Ma tanto Io se Era una farfalla qui, o- Però, siccome che devo fargliela visitare tutto, perché se n'è innamorato di sto posto, lo devo portare prima di giorno, Giovanna, per ambientarlo Sì, qua. giorno. Che noi, guardate che abbiamo avuto riscontri anche di giorno qua dentro. Orps, ha detto Raffaella. In che Sì, punto, Raffaella? sì. È passato proprio davanti, prima degli strumenti. Allora io mi auguro che sia in quella posizione qua E perché... infatti mi sono sentito un attimo strano in questo momento. Ma io volevo vedere questo, vedi Salvatore, se È passato riuscivo... mentre si stava facendo buio. Proprio è stato... Esatto, la candela io la vedo muovere. Ragazze, pian piano, a proposito delle donazioni di chi non è nella family, vi dico a cosa servirà. Servirà anche per prendere la fototrappola. Guardate che io l'ho vista su Amazon, vi faccio vedere dall'altro telefono, dopo costa 99 euro, 95. E quella fa video, foto, anche con la visione notturna e il rilevamento di movimento. Per noi sarebbe oro. Quindi chi può sostenerci anche qua è importantissimo per arrivare a prendere la cosa lì, la fototrappola. Ok. Se arriviamo a prendere quella, ragazzi, è tanta roba, perché poi io li carico su YouTube, i video. Gotham, vuoi andare a Gotham City? Dimmi un po', vuoi fare un viaggio in sola andata per Gotham City? Da Batman? O vuoi una Red Bull? Tranquilla Maria, no, ma chi può anche con un cuoricino da 10 monetine, quello che potete. Tutto aiuta. In tutte le live che faremo io metterò via da parte e quando arriviamo con la cifra prendo la cosa lì, la fototrappola.
e vi farò il video di ringraziamento, ovviamente. Ah, bravo Gotham, meno male. Anche perché io amavo quel cartone animato, anche il film, che mio figlio mi ha inculcato in testa tante volte, tra Spider-Man e Batman. Grazie, Giovanna, moglie. non so se vedi a sinistra Sì, il volto di una donna. sì, sì, quella è da prima che sta lì. È un motorino, Ok, vero? no, Di là, attraverso il- Ma non viene avanti, rimane lì. Tende. Che calore, ragazzi, qui non c'è affa, non c'è Si respiro muove. qua dentro. Quindi se si muove la candela, vedete che si muove la fiamma ogni tanto? È il K2, il K2 è la fiamma, ragazzi. Tenete d'occhio. Guarda sotto. Ha sfumato per un attimo, ma l'ho ripreso. Ah, grazie Danny. Volevo dirvi anche che io ho fatto dei quadri col pirografo e chiunque prende un quadro, in 2 o 3 quadri venduti abbiamo già preso la fototrappola, per dire, già in 3 quadri. Quindi domani o dopodomani farò una live per mostrarvi tutti i quadri che ho fatto, ne ho una trentina, col pirografo. E possono essermi commissionati anche su commissione quelli Lasciati nella... ritratti anche 50 per 70 quadri, si parla di quadro. Allora, vediamo un po'. Ramona, non ci sono bambine. No, io- no, qui c'è io lo stavo dicendo, ma uno non mi dice alto così. e uno basso, cioè, di entità. Una, e poi c'è Infatti mi stavo più, rispondendo. perché Ramona, non ci sono più qua. bambini, anche se sei una sensitiva, ma bambini non ci sono, non li vediamo. Però dobbiamo vedere un attimo qua. C'è una pettorina qua che si muove, vuoi vedere cos'è? È un agnello. Un grillo. Possono anche ingannare, molto loro. Ma io non ammazzo perché porta bene. In quello sono molto bravi, direi. Sì, molto. È la prima volta che penso di mettere dentro la retina del telefono, così non si spegne mai, non si vede. Ah, vediamo quanto è questo di batteria. Quanto è? 79. Vedi, quello non la consuma, perché se qua li sta mangiando, Questo? consuma batteria a tutto andare. Il tuo è 44%, Oh, che vuoi? veramente 4%, allora ti conviene non usarlo adesso perché ti consuma di più. Vedo 2 luci fiocche nella stanza in fondo. Chi è? Ha detto chi è? E tu ce lo devi dire a noi chi è. E ormai E ormai cosa? E ormai cosa? Possiamo capire se qua c'è scasso baie? Visto che gli piaceva questo posto l'altra volta di giorno in chiesa. C'è scasso baie qui? al primo Fai prima? Cosa? Comunque per Salvatore è la prima indagine di sera e quindi ha fatto il battesimo, quindi facciamogli gli auguri perché se li Esattamente. merita, ragazze. Auguri. Grazie. Guarda, tra tutti tra i 3-4 battesimi che ha fatto, lui è il primo che lo fa di sera. Sì. Finora di sera con me non avevo mai portato Beh, nessuno. la prima indagine è stata Cioè, proprio di un prime... posto Esatto. È un po' scioccato, mica ragazze. bello. Questo ancora niente. Era veramente inquietante quel posto lì. Ma ti avviso che anche questo ancora niente. Sì, no, beh, è bella grande. No, hai visto un quarto? Sì, infatti. Perché c'è tutto sopra, vero Giovanna? E tutto sotto Sì. anche. Sì. Però dopo Giovanna proviamo ad andare leggermente più avanti, anzi io lascerei ragazzi a questo punto solo la spirit box attaccata e Sì. invece di tenervi fermi qua, parlo piano perché non vorrei che mi sentissero, vi porterei un attimo più avanti per farvi faccio vedere la scala, che facciamo vedere anche loro quella, perché non andiamo di sopra.
Perché loro Ok. continuano a dire di sopra, ragazzi, ma noi non ci andiamo perché sono furbi, come sapete, e c'è un motivo ben Molto, preciso. Adesso molto. prendo gli apparecchi, li metto nello zaino, però vi faccio vedere questa scala cosa di particolare. Ecco perché noi non andiamo su e lo capirete subito. vedendolo. Ok. Comunque ho sentito una voce che ha risposto è vero. Sì. Come dico sempre io, quando si È vanno a vero, fare ho detto. indagini, bisogna chi ha figli o cose a casa, bisogna ricordarsi che a casa avete comunque, sgomberando la mente, ma teniamo sempre presente che ci sono dei familiari a casa. Ok? Io ve lo raccomando questa cosa. Sì. No, no, è vicino alla scatola, Ramona. È vicino alla scatola. E poi ricordatevi una cosa che odio io, non ci dite mai dove dobbiamo mettere le robe, che noi lo sappiamo. Adesso Salvatore chiama La bambina che loro dicono, io non la vedo. Lei tengo a portata di mano. Mhm. No, Non la io vedo neanche assolutamente, Ramona. non la sento. Ma io non la vedo, non la sento, non la percepisco proprio una bambina lì No, dentro. non c'è, neanche io non la No. percepisco. No. No, ragazze, neanche io non la percepisco. Lo sentirei se ci sono dei bambini, perché essendo mamma in indagine, i bambini sono Sì. attirati dalle mamme. Ma forse si ingannano perché sentono cambiare la tonalità di voce, diventa Può molto... essere, può essere. Nell'ultima parte. Andiamo alla portata di mano, ma c'è la tua di macchina per non la mia. Cosa? A loro sono No, molto che bravi cade a sempre a ingannare, portata di mano per le andare. persone con le voci, Eccolo qua che sta arrivando Scassobaie. Ho appena È arrivato. sentito, l'hai sentito adesso Sì. il bip, quello lì è la sua campanellina. Ormai tutte queste Sì. loro lo sanno. Prendo lo zaino allora. Sì, ti conviene metterti lo zaino a spalle e chiuderlo. E dopo con la torcia vieni avanti con me. Questa qua la lasciamo attiva così, questo è chiuso. Ho anche le power comunque dietro ragazzi, quindi non vi preoccupate che senza non restiamo di batteria. Questa è la borraccia di lui, di Salvatore. Allora, la scala, prestami un attimo, vi faccio vedere. Vedete perché ho detto non si va su? Avete capito perché? Ve la faccio vedere. Allora, io adesso non... è chiusa per fortuna, sì. Non so chi ha chiuso la porta dell'ascensore, ma non era chiusa l'altra volta. Vedete perché? Sono in monostato, ma chi è che si fida ad andare sopra che se ti spingono? Ah, Sì, scusate, brava. vedete che c'è pieno di attributi disegnati, anche i simboli quelli. Sì. È per quello che qua dentro viene gente. Ah, vieni qua un attimo, Salvatore, qui c'è un libro. Mi fai luce un attimo, solo la storia, la preistoria dell'antico Egitto. Lo facciamo vedere anche nel video. Cioè qui hanno abbandonato tutto, vedete, c'erano scarponi, c'era di tutto. Ce la fai? Anche i cosi tena, che sapete per le donne cosa sono i tena. C'è anche l'ascensore. Sì, ma la porta l'altra volta non era chiusa. Inquietante che questa. Sì, andiamo di là, che non ci mettono giù ci sbattono giù di lì. Comunque qui studiavano anche cose di medicina, di qua. Vieni di qua, Salvatore. C'è tutto da stare con occhi aperti qua. Ogni stanza che vai qui è collegata, quindi potrebbe venire dentro qualcuno da lì, arrivarci alle spalle. Da di là, vedete? Vedete? Ecco, anche da là è aperto. Comunque c'erano tutti i seggiolini e cose da bambini. Senti un odore strano, lo senti? Al naso. C'è un odore strano, Giovanna. E sta arrivando qualcosa, Moira, lo sto Io ho i percependo. brividi, Infatti via dalla chiesa. Proviamo qua fuori un attimo. Che anche qua. non so. Guardate. Adesso scusate, vi alzo un attimo. È enorme, ragazzi, guardate. È enorme. Vedete? È enorme. Perché io qua volevo vedere se si vedono degli orsi.
fondo c'è Quella è una qualcuno, Moira. farfallina, E in fondo c'è qualcuno, c'è un maschile. Ok, tanto la sto anche riprendendo, se viene fuori la sto riprendendo. Sì, A destra? a destra, A sì. no, io la vedo a sinistra. Io scusa. però adesso andiamo di là un po', lo facciamo anche un po' Ecco, nel lui aveva parco, perché anche zoomato il telefono, ragazze, e io infatti ho il Aspetta, 45% e sta scalando molto velocemente. 48, giusto Abbiamo poche 48%. Sì? C'è pesantezza qua fuori, Sì. più qua fuori che non fa dentro. Allora, sapete che facciamo? Ce ne giriamo un po' di qua, che qua è in mezzo al parco di questa scuola, guardate. Devo stare attento al Saratoce perché là c'è la strada. Dobbiamo fare una roba del genere. Non so se riuscite a vedere un po', perché, vedete? Qui c'è un'altra zona, vedete? È enorme, eh? Questa è la porta della, questa è la porta della chiesa, ragazzi. Guardate dal 10 marzo 2008. Riuscite a vedere? Sì, sì. Eccolo lì. Per chi vuole leggere, vi avvicino. Eccolo lì. Vedete? Vogliamo andare giù di qua? Cosa dici? Tanto lì dopo. Adesso vi portiamo in... Ce la fai? Sì, sì. Attento Salvatore, guarda qui, occhio. Anche questo si regge, sta attento però. Qui, usciamo da qui. Ecco, guardate che roba. Siamo in mezzo al nulla. Guardate. Andiamo di qua che gli facciamo vedere anche... Gli facciamo vedere l'esterno un attimo, ok? Guardate. Non so se riuscite a vedere? Ci stanno seguendo? Sì, sì. Beh, guardate che stabile, guardate. Aspetta Salvatore che gli facciamo vedere. Non è che si veda granché. L'ex chiesa. Esatto. Qui è per farvi vedere un attimo, vedete quanto è grande? È dispersivo, però fatico a farvelo vedere tutto. Cazzo faccio? Ecco, così. Ma è questa. Cioè noi qua lo vediamo bene, è voi coi telefoni che fate più fatica. Direi qua, Salvatore, di domani che nuvolo. Eccoci qua. Questo per farvi capire. Adesso cercherò di trovare la luce adatta per farvi vedere. Così. Vedete a che punto è? Guardate. Guardate là. Là c'è un altro stabile. Fa così. Vedete? Non so se riuscite a vedere. Sì, sì. È enorme. È enorme, guardate. Ed è anche macabra perché io sono arrivato di sopra e là. Vi assicuro che non è una passeggiata arrivare su là. Io volevo vedere anche le finestre, vedi Salvatore? Così vediamo se si vede qualcosa. Sì. Insomma che arrivi, Cosa ha detto? Aspettiamo che arriva, Sto guardando le finestre, ragazze. Tende. I vigili. Qui c'è tutta vegetazione, vedete? Però in realtà dietro questa vegetazione c'è la scuola e c'è il corridoio. Ti sei spostata. Vai più su. Sinistra. Ti sei spostato. Qualcosa ci stava sulla finestra, Pardon. Ti stava vedendo qualcosa sulla finestra. Quella lì? Sì. Mi fate uno screenshot, per favore? Sulla destra, alla finestra, si intravede qualcosa. Là, vero? E anche a questa. Sì, sì. A parte il pipistrello. Sì. In tutti i modi sta arrivando qualcosa, Allora, io avverto comunque pesante, molto Anch'io. pesante. Esatto, Valchiria, anch'io e anche Giovanna Pensa prima. che noi siamo qua, che pesantezza. Esatto. Ma guardate che c'è una cosa che a me comprime il petto comunque. Sì. Beh, ma anch'io prima... Guardate. Questa parte. Da questa parte ha detto, quindi sono giusta. Parte. Avete sentito anche voi, no, che l'ha detto? Un attimo ha detto. Sì. Ci stanno indicando che perché finestra... stanno arrivando. Allora, io Zoom ha detto.
Non posso zoomare perché ho il telefono in mano e anche... Bene. Ragazze, mi date un Non so se attimo. lo vedi, Giulia, lo vedi? Ragazzi, c'è Quattro. qualcosa? Sì. Ah, forse così la luce va meglio. Non Si vi vede meglio dico. tutte le finestre. Mizzica. Visto? Hanno aspettato che noi uscissimo per manifestarsi. Pensa a te. Sì. Ma è là, Ed è tutto. la vedete quella finestra là in alto? In alto, È là. quella? Quella là. Sì. È quella. È Sì. là. Puoi zoomare ancora di più, Moira? Allora, sono un po' impedita perché aspetta. Eh, Aspettami un attimo perché io avendo il telefono in mano con una mano. Ok. riesco. Lì. Ok. Vedete così? È quella lì e quella lì. Sono 3 le finestre. Si vede sgranato. Mm. Il cellulare no. Allora, io di più la vedo... Vai a destra, Destra, sì. in alto a destra. In destra. questa vedo di più movimento. Sì, sì, lì ci stanno. Sta dietro la finestra. Sì. Scusate, nella parte cerco di... destra. Lato destro. Ragazzi, mi date un attimo e faccio una cosa. Adesso saluto quelli del video sotto per YouTube. Ragazzi, buona serata a tutti. Voi state qui in live che sto solo salutando per video per chiudere uno dei 2 telefoni. Così metto via i tripiedi e riesco a inquadrarvi meglio con la mano, a spostarmi tutto, ok? Allora, buona serata a tutti. Ci vediamo su YouTube per voi del video. Ciao, un bacione grande e cercate Ipu.